Quinta corsa, ritirato Talent B, restano in 10, 1 Urban Legend, 2 Zlatan C, 3 Zebur-Isaiah TRGF, 4 Tommy, 6 Zula del Duomo, seconda linea 7 Vaomar, 8 Zenith Jet, 9 Vegas Cloudlet, 10 Zequigna, 11 Zeus Boy. I favori in chiusura sono per Vaomar, macchina che accelera la velocità iniziale di Zula del Duomo, che scivola in testa, numero 2, mentre parte fortissimo anche Zeus Boy dalla seconda linea. 8, in seconda Zenith posizione Jet, va squalificato. Zebur-Isaiah TRGF, ma sfonda in meno di 200 metri Zeus Boy, che ha colto partenza volante dalla seconda fila, e ora Maurizio Cheli ha indirizzato al comando per procedere a discreta andatura dopo 400 metri scarsi di gara. In seconda posizione si mantiene Zula del Duomo, che pure aveva colto ottimo lancio, all'esterno c'è Zequigna, 400 in 29,3, continua quindi Di Lena, l'allievo di Maurizio Cheli. In seconda posizione si mantiene Zula del Duomo, un'altra delle più giocate, aveva sgambato molto bene, all'esterno si è intanto portato anche Vaomar, che segue direttamente le mosse di Zequigna. Se ne vanno i 600 in 45,5, con 16,2 in curva, ha cercato di rallentare ora Maurizio Cheli, e all'esterno in terza pariglia vediamo anche Vegas Cloudlet, mentre il gruppo è chiuso, ci sembra, da Urban Legend. 1 minuto e 5 decimi il passaggio agli 800, controlla per il momento Zeus Boy, perché Zequigna non è minacciosa più di tanto, almeno per il momento. In seconda posizione si mantiene il numero 6 Zula del Duomo, all'esterno la progressione ora di Vaomar. Vaomar viene via cattivo a 400 dalla conclusione, allunga ancora comunque il leader Zeus Boy, più indietro è senza spazio Vegas Cloudlet, mentre cerca di progredire anche Vegas Cloudlet, Zebur-Isaiah, scusate, senza spazio, che ora trova da correre ma è tardi forse. Siamo ai 100 metri conclusivi con Vaomar che è passato in vantaggio. Vaomar nel finale deve vedersela solo con Zebur-Isaiah TRGF, ma è Vaomar che viene a vincere su Zebur-Isaiah, che ha avuto degli intralci sul percorso e ha dovuto accontentarsi del secondo posto. La vittoria però per Vaomar e VP dell'Annunziata, che aveva chiuso favorito. Ripete così l'exploit di Padova, questa volta in percorso manovrato. Vaomar dalla seconda pariglia esterna scatta al momento giusto e si salva dal gran finale di Zebur-Isaiah TRGF, che finisce fortissimo a centropista ma può essere soltanto secondo, mentre al terzo chiude Vegas Cloudlet. 7-3-9 l'ordine d'arrivo della quinta corsa di Cesena, ovviamente ancora ufficiale. La vittoria comunque per Vaomar e VP dell'Annunziata, il training di Vincenzo Denunzio. La quota al totalizzatore di 3,20.